Al suo fianco completa il campo di partenti, eccolo Giovanni Puggioni, 26 anni, atleta tesserato per le Fiamme Gialle di Ostia. Una gara molto interessante. Nuti quest'anno si è velocizzato, ha migliorato il personale sui 200 metri, 21,38. Qui il miglior tempo è di Gianni Puggioni, parliamo del miglior tempo 1992. A San Giovanni Valdarno ha corso in 20,97. Puggioni, che è stato anche l'anno passato campione italiano sulla distanza. Marras a 21,28 quest'anno, 21,34 Tirino, dunque una bella gara che dobbiamo seguire con molta attenzione. Splendido primo piano per Giovanni Puggioni. Oggi dobbiamo dire che il pubblico è più numeroso sulla tribuna centrale dello stadio Friuli di Udine. C'è anche più umidità. Partenza valida. Ottimo l'avvio di Marras in terza corsia. Puggioni al largo, Marras esce anche Amici, Marras a comando, Marras Floris, Amici in terza, esce Puggioni, Marras secondo posto per Sandro Floris, tempo 20,95 in completa assenza di vento. Buon riscontro cronometrico, 20,95, vedete la corsa armonica di Giorgio Marras che porta 12 punti alle Fiamme Oro. Ottima la rimonta di Sandro Floris e vedete il fotofinish, Giorgio Marras 20,95, secondo Floris, terzo Amici. E rivediamo in versione frontale la conclusione di questi 200 metri. 20,95 è un grande tempo per questo giovane talento, ricordiamo 21enne.